subito da lei. Ho sentito prima che chiedeva al Presidente di andare a mangiare una pizza, ma noi vogliamo sapere qual è questa pizza che le piace. Io la margherita, sempre. E che cosa ci berrà? Una birra come sempre. Qua a Padova la pizza è eccezionale. Bene, insomma, è qui alla prima partita in casa, questo derby con il Venezia, una gran vittoria. Che squadra ha visto? Una squadra veramente impressionante, devo dire molto tosta, molto cattiva, sono stati bravi durante tutta la partita, hanno tenuto bene nei momenti più difficili. Io credo che abbiamo avuto tante occasioni, avremmo anche potuto vincere e segnare più gol, però alla fine siamo ben felici di questa vittoria. Per una squadra che ha visto questa sera e per i giocatori che compongono questa rosa, che cosa si aspetta da questa squadra quest'anno? Come abbiamo detto, mantenere la serie sarebbe già un bel obiettivo per quest'anno. Detto ciò, ho visto una squadra oggi che mi ha fatto impressione, perché è rimasta con lo spirito dell'anno scorso, però tecnicamente abbiamo superato e abbiamo preso 2 o 3 scaloni. Il giocatore che più le ha impressionate in questa partita? Clemenza forse, cioè ha dei gesti fantastici, ma anche il nostro capitano Puzzetti ha una specie di volontà, di cattiveria che mi ha fatto anche grande impressione. La squadra in generale, cioè, il bello di questa squadra è che gioca come una squadra, non c'è un giocatore che è eccezionale, il resto è, diciamo, la squadra, il senso del sacrificio che c'è è veramente bello da vedere. Insomma, è ormai un dato di fatto che lei è l'amuleto per il Padova. Ogni volta che viene a vedere questa squadra, la squadra vince. Avremo la possibilità di vederla tante volte quest'anno? Spero di sì, però a parte scaramanzie io credo che è il lavoro di Bisoli, della squadra, del Presidente, che oggi gli sta dando veramente questi frutti. Grazie, passo un attimo davanti ai nostri ospiti per intervistare il Presidente, al quale chiedo se è felice. Questa settimana sono arrivati 2 regali, uno dai tifosi e uno dalla squadra. Dai tifosi perché è stata superata a quota 5.000, quello che lei chiedeva all'inizio di questa campagna abbonamenti, insomma quello della squadra che le ha regalato questa meravigliosa vittoria del derby. Certo, quando alla festa dei tifosi ho detto che arriveremo a 5.000 abbonamenti, qualcuno mi ha dato un po' del visionario, no? E invece alla fine ci siamo arrivati. Io, come ho detto alla festa dei tifosi l'altro ieri alla Piani in festa, chi non pensa l'impossibile non realizzerà neanche il possibile. Per cui diciamo a questo punto piedi per terra, ma sempre con un dovuto sano ottimismo, e questa deve essere la nostra filosofia. Si aspettava di vedere un Padova così aggressivo, un Padova così compatto già nelle prime 2 gare di questa stagione, con 2 derby così difficili da affrontare? No, diciamo che non pensavamo, nessuno penso avrebbe pensato a un Padova già così pronto, già così aggressivo, con questa grinta, con questa sana cattiveria agonistica, però conoscendo il nostro mister, sotto sotto ci speravo. Insomma, io l'ho vista, grazie a voi, io l'ho vista piangere di gioia alla vittoria del campionato. Che emozione si prova a vedere queste 2 partite così d'inizio campionato? È una grande emozione, perché 2 derby, uno contro il Verona, una squadra retrocessa e una corazzata, e chiaramente nel proseguo del campionato dimostrerà, verrà fuori il suo vero valore, e contro il Venezia avere 4 punti in classifica è tanta roba, però torno a ripetere, l'emozione vera e propria la proverò, diciamo, quando nella parte della classifica vedremo che noi siamo saldi, che abbiamo mantenuto la categoria, perché questo è il nostro obiettivo. Mantenere la categoria, far crescere dei giovani. Anche oggi avevamo 5 under in campo, poi quando è entrato Ceccaroni eravamo 6 under, o siamo partiti con 6 under, non se lo ricordo. 6 come l'altra volta, sì. No, meno Zampataro. Ah, ok. 5. Sì. Eravamo alla fine 7 con Zampataro, poi una squadra giovane, bella tosta, e questo è quello che dobbiamo cercare di fare. E Ravanelli e Clemenza davvero sorprendenti, stanno facendo grandi cose. Sì, infatti il buon Joseph diceva lo si può comprare Clemenza. Costa un po'? Costa qualcosina un po', però
più gioca più costa. E più gioca più costa. Sì, no, diciamo, comunque però mi ha detto prima Joseph, è la squadra che il gruppo. Noi l'anno scorso abbiamo vinto un campionato perché avevamo un gruppo forte, affiatato. Ecco, questo è lo spirito che dobbiamo portare avanti anche in questa nave. E poi ogni domenica ci sia 1, 2, 3 giocatori che scelga e vada sopra gli altri, sì, ci sta, però per me sono stati tutti magnifici, compresi quelli che non hanno giocato perché hanno lavorato duro durante la settimana e saranno pronti quando sarà il momento che il mister li chiamerà per entrare in campo. Grazie.